voglia di vacanze, quindi facciamo il più classico degli staycation. Per chi non sa che cos'è, vi metterò una descrizione in sovrimpressione. Una mini vacanzina dietro casa di un paio di giorni. Abbiamo scelto la Tisana e l'agriturismo Casale ai Prati, che ha delle bellissime camere e la spa, quindi configurazione classica per weekend di relax. Pronti via, abbiamo prenotato subito la spa ad uso esclusivo, in linea con tutte le norme anti-Covid, e quindi disfiamo le valigie, accappatoi e dritti in spa. Allora, abbiamo usufruito volentieri della spa con sauna, doccia fredda da fare rigorosamente dopo la sauna, vasca idromassaggio e zona relax con tè e qualche biscotto, qualche snack. Adesso ci siamo affidati ai consigli di Martina, che gestisce la struttura, molto gentile, e stasera ceneremo con la degustazione dei loro prodotti e dei formaggi e salumi di produttori locali. Quindi per la cena restiamo qua. Nell'attesa della cena provo a far volare il drone, anche se è abbastanza scuro. Buongiorno, buongiorno. Allora, piccolo recap della giornata di ieri, che si è conclusa appunto con cena, degustazione di prodotti tipici locali consigliati dalla gentilissima Martina, che gestisce la struttura, e poi dritti a letto perché la spa stanca. Adesso colazione e poi valutiamo se andare a fare un giro verso Lignano, anche se piove, giusto per una passeggiata, oppure qualcos'altro. Comunque l'idea di provare il Casale dei Prati potrebbe essere una soluzione molto interessante anche per l'estate, appunto, quindi questo è un test. Bene, direzione colazione. Chiudo il video dalla macchina perché purtroppo
piove, mi dispiace non avervi mostrato la struttura da fuori. Comunque super weekend, location e struttura consigliatissima. Grazie anche a Martina che ci ha regalato una bottiglia delle loro birra di produzione artigianale che abbiamo assaggiato ieri sera durante la degustazione. Sicuramente torneremo anche per appunto mostrarvi la struttura da fuori. Non sono riuscito a far volare il drone perché piove appunto e mi tocca fare la chiusura del video da dentro la macchina. Comunque ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale col tasto qua sotto, lasciare un like e un commento se volete chiedere qualcosa o lasciare qualche impressione. In descrizione vi lascio anche i riferimenti di Casale ai Prati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!